Stanaka c'è una maraviglia, con l'occhi esperti e marioli Italia, come cancia vita mia, gusta ricchezza di Dio, si ogni giorno è segno d'amore, i giugna e dino ficiri mia. È segno d'amore, i giugna e dino ficiri mia. Dormi angiolito di lu signore, fora fa fitto e c'è tanto dolore, dormi abbracciata con mia. Priamo a Giuseppe e Maria, sinta lo mondo, manca la pace e picchi un semo, ruscico Mattia. Sinta lo mondo, manca la pace e picchi un semo, ruscico Mattia. E buonasera amici telespettatori di Epoca Nostra Channel. Un altro evento culturale è quello che ci vede protagonisti questa sera per riprendere e per documentare questa terza edizione del premio Giuseppe Marco Calvino, che si svolge come ormai di consueto al Palazzo della Vicaria a Trapani. Ci saranno veramente grandi momenti culturali questa sera legati alla poesia, un bellissimo antipasto è quello che si vede qui alle nostre spalle, con i dipinti della pittrice e poetessa Beatrice Torrente, che tra l'altro è anche presidente di giuria di questo premio. Amici di Epoca Nostra Channel, abbiamo il piacere di avere ospite in occasione di questa manifestazione che vede la premiazione dei poeti che hanno vinto la terza edizione del premio dedicato a Giuseppe Marco Calvino. Abbiamo qui con noi Flavia Vizzari, che è una persona molto attiva all'interno del panorama culturale siciliano. Lei viene da Messina ed è stata insignita in questo caso, in questa occasione, del premio alla cultura. Quindi Flavia tra l'altro nasce come pittrice, è anche una fine poetessa, ha alle spalle una pubblicazione che si intitolava E Chiove, è fresca di stampa, pubblicata a maggio proprio del 2012, un'altra che si intitola Raccontando in versi, che abbiamo qui sotto forma proprio di libro cartaceo. Flavia, dici com'è è stato ricevere questo premio in questa Trapani che tanto ti pensa, con cui hai tanti amici e con cui hai tanti contatti, soprattutto tramite Facebook? Sicuramente per me è una grandissima gioia, una bella emozione, sia per il premio, perché è un premio molto importante, anche perché ho avuto modo di vedere questa bellissima città che ahimè purtroppo non conoscevo. Che dire, ringrazio tutta l'organizzazione per questo premio che mi è stato dato, forse meritatamente, non so, perché magari ecco, quello che uno riesce a fare non è tanto per le proprie capacità, ma anche per la collaborazione degli altri, perché insomma un artista per esempio senza il fruitore, senza chi ammira la sua opera, non può acquistare valore da per sé, ecco, e sono gli altri che ti fanno acquistare valore. Una grande artista e con contentissima modestia, Flavia, che tra l'altro è la presidente dell'Associazione Siciliana Arte e Scienza, che organizza ogni anno dei raduni che hanno come tema intanto lo sviluppo giustamente della cultura in Sicilia, ma si basano principalmente anche sullo studio e sulle varie correnti che dovrebbero poi congiungere una ipotetica coenè della lingua siciliana. Quindi grande successo ha avuto il raduno l'anno scorso, del 2011 al Palazzo degli Specchi a Messina, e sicuramente quest'anno poi più avanti ci sarà un altro appuntamento che forse è previsto più che altro più avanti per settembre.
Sì, pensavamo alla fine di luglio, ma forse verrà spostata a settembre, ecco, per dei problemi di sedi, un po' insomma problemi vari. Quindi potrete seguire naturalmente tutto quello che riguarda Flavia Vizzari, il suo mondo e la sua arte sul suo profilo Facebook, naturalmente cercandola come Flavia Vizzari su questo grande ormai e insostituibile social network. Ringraziamo Flavia per la sua disponibilità e al prossimo incontro con lei. Ciao, grazie a voi e complimenti. Un'altra ospite di questa kermesse culturale è l'amica Franca Cavallo, che viene da Modica e che ormai è diventata un habitué di questo premio letterario, ed è un grande piacere averla qui con noi dopo il grandissimo successo del precedente incontro dei poeti modicani con i poeti della Sicilia occidentale, dove siamo stati ospite e tra l'altro dove potete vedere anche il video presente sul nostro canale. Franca, come ti è sembrato a ricevere questo premio per la seconda volta, il secondo anno consecutivo? Onestamente è un bel premio, è la seconda volta che vengo qua a Trapani a ritirare un premio per il Marco Calvino. Sì, oltre alla soddisfazione di ricevere un premio, un riconoscimento per le mie poesie, c'è anche il piacere di venire a trovare gli amici di Trapani con cui ormai abbiamo instaurato un bel rapporto, e un rapporto anche di amicizia, per cui sì, mi fa piacere, ecco, venire, e ripeto, c'è anche la soddisfazione di ricevere un riconoscimento per le mie poesie. Quindi un ringraziamento anche alla nostra amica Franca per questa breve battuta, ai nostri microfoni di Epoca Nostra Channel, e continuiamo ancora avanti con il resto della manifestazione. Un altro grande amico e grande poeta che viene anche lui dalla Sicilia orientale è il nostro amico Gianni Di Giorgio, che anche lui è al secondo premio che riceve nell'ambito del concorso Giuseppe Marco Calvino. L'anno scorso aveva già vinto un premio e quest'anno è arrivato primo con la lirica che si intitolava, scusami Gianni? Strade senza sbocco. Strade senza sbocco, che è tra l'altro una lirica veramente di alta qualità, che è stata premiata alla giuria con grandissimo successo, riscosso all'interno della giuria per un grande artista. Gianni, come ti è sembrato? Come ti senti a ricevere questo premio per la seconda volta qui a Trapani? Sembra una cosa molto bella ricevere un premio per una poesia, perché io dico sempre che una poesia è come un figlio, quando ha un successo all'università, al liceo, insomma ha un successo nella vita, il genitore è molto contento, molto lieto di questo, e così è la stessa cosa per me, per la poesia che ho scritto, che è stata apprezzata. Perfetto, Gianni Di Giorgio, che naturalmente anche lui potete seguire tramite Facebook per quanto riguarda la sua attività culturale, quindi speriamo di averlo nuovamente ospite al più presto qui nella nostra Trapani, o perché no rifare nuovamente un incontro là nel Modicano, che è una terra che è sempre prodiga di grandi attese e di grandi incontri positivi per quanto riguarda la cultura. Quindi un ringraziamento a Gianni Di Giorgio e continuiamo con la kermesse culturale. Grazie a voi. Un altro protagonista della giuria di questo premio culturale è l'amico Giuseppe Gerbino, che ormai ha il suo secondo anno come giurato in questa kermesse culturale. Giuseppe, intanto sarà bello al più presto averti come ospite nell'angolo dell'artista per quanto riguarda il tuo lavoro di poeta, lavoro tra virgolette. In questo caso com'è stato per la seconda volta essere giurato in questo premio, che tra l'altro sta riscuotendo ogni anno sempre più successi, vista il gran numero di poeti che vi partecipano ogni anno? Grazie Alessandro, ciao. Niente, è una grande responsabilità, perché d'altronde già il fatto, in quanto poeta, a volte dà fastidio quasi essere, tra virgolette, giudicati, quindi non è che noi facciamo una giuria, ci mettiamo, diciamo, nei panni di chi cerca di dare un'interpretazione più plausibile possibile, più, non lo so, per quello che è la nostra sensibilità, a queste liriche, tra l'altro tutte belle. Ti garantisco che è veramente difficile, alla fine non ti dico che abbiamo fatte a pugni, ma quasi, perché proprio la differenza fra i primi classificati è veramente minima, e quindi poi subentra, non lo so, si calcola la tecnica, se la lingua magari è scritta in una certa maniera.
Naturalmente la prima cosa da valutare, perché è un concorso di poesie, ci tengo a dire, nonostante tu sai che io e Nino studiamo la lingua siciliana, la amiamo, però in quanto concorso di poesia, la poesia dobbiamo giudicare, quindi il sentimento. Naturalmente poi diciamo a parità di punteggio, se ci sono due poesie su cui magari abbiamo qualche dubbio, quella scritta in maniera più corretta possibile e allora magari avrà un punto in più. Però ripeto, è difficile perché quest'anno appunto abbiamo avuto poeti di grande spessore come Pino Sammartano, come Franca Cavallo, Gianni Di Giorgio, e quindi non è facile. È stato veramente un grande onore per me, per la giuria tutta, poter leggere queste liriche. Per giudicarle, cioè, non devi solo leggerle e basta, ti devi quasi immedesimare in quello che è il sentimento del poeta. È bello, però poi sai di avere questa responsabilità, perché alla fine qualcuno deve vincere. Certo. Tutti purtroppo non si possono premiare e quindi questo crea un pochettino di difficoltà, però un concorso, penso che alla fine la cosa bella del concorso non sia tanto primo, secondo, terzo classificato, ma sia questa bella serata di convivio assieme ad altri poeti e appassionati della poesia e della lingua siciliana in genere. Sono sempre degli incontri molto piacevoli, al di là appunto della manifestazione, della gara, delle poesie, e quindi ringraziamo tantissimo il nostro amico Giuseppe Gerbino. È stato un onore per me intervistarti per la prima volta, speriamo, ripeto, che ce ne sia una al più presto, e tra l'altro potete seguire i vari video di Giuseppe Gerbino e della Nina Gebba, quindi con Nino Barone, sul nostro canale, le vari episodi. Sicuramente più avanti ci saranno anche degli altri episodi che vi parleranno sempre dei consigli per la corretta scrittura della lingua siciliana, che ahimè sembra molto difficile, ma che alla fine poi con un poco di attenzione, un poco di impegno, diventa una cosa veramente bella poterla scrivere in maniera corretta, in modo che tutti possiamo capirla quando la andiamo a leggere. Quindi un ringraziamento nuovamente a Giuseppe Gerbino e continuiamo con la manifestazione culturale dedicata al poeta Giuseppe Marco Calvino. Grazie a te Alessandro, ciao a tutti, una buona serata. Abbiamo qui l'anima del concorso poetico dedicato a Giuseppe Marco Calvino, editore della casa editrice Edizioni Trepanum, poeta di una grande fama ormai possiamo dire, amico di tutti, il nostro Nino Barone. Nino, il premio è arrivato alla terza edizione e, come dicevo poc'anzi al nostro amico Gerbino, cresce ogni anno per numero di partecipanti che inviano i loro elaborati alla giuria. Quest'anno come è andata? Parlaci un po' di come è stato organizzare questa terza edizione del premio. E allora, un'edizione molto partecipata, ringrazio ovviamente i numerosi poeti che hanno partecipato a questa edizione e mi congratulo con ovviamente i vincitori. È stato difficile per la giuria, così come ogni anno, fare una classifica delle poesie, perché le poesie sono tutte belle, diciamo il livello è abbastanza alto e questo rende le cose sempre più difficoltose. Un ringraziamento lo devo al Comune di Trapani che ha patrocinato il premio, all'associazione Io insieme alla edizione Drepanum. Quindi un altro premio, tanti vincitori, tra l'altro ho notato che ci sono molti vincitori della Sicilia orientale, quindi c'è questo crossover tra la cultura della poesia siciliana della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, e soprattutto è bello vedere che la poesia della Sicilia orientale cresce sempre di più di livello e diventa sempre più bella. Due parole per la poesia di Gianni Di Giorgio che poc'anzi abbiamo intervistato e che so che ha avuto veramente un grandissimo applauso da parte di tutti i giurati. Sì, una bellissima poesia che ha meritato il primo premio assoluto. Dal verdetto della giuria ci siamo subito resi conto che era una poesia particolare, lirismo eccellente, linguaggio poetico eccelso e quindi un premio meritatissimo, come anche gli altri premi. Anche l'altro primo posto nella sezione di poesia e lingua italiana è stato pure un premio meritatissimo. Devo dire che la giuria è stata molto cauta e anche obiettiva nel valutare le opere e di questo io, da organizzatore e ideatore del premio, posso andarne fiero e sono orgoglioso appunto di
di, come dire, di avvalermi di questa giuria che ovviamente già sono 3 edizioni che mi giudica le opere che arrivano. Quindi un altro appuntamento importante, questo di questo pomeriggio, che vi ricordo sicuramente si rinnoverà per il 4º anno, quindi più avanti troverete sulle pagine Facebook di Epoca Nostra e di Edizioni Drepanum i vari bandi di concorso legati sempre a questa manifestazione. Ringraziamo Nino Barone che come sempre diciamo che è l'anima di tutto quello che ruota intorno a Epoca Nostra, che vi ricordo è un bimestrale che trovate nelle edicole, è curato appunto come fondatore da Nino Barone e diretto dal professore Giuseppe Ingardia. Vi ricordo anche che potete seguire sempre tutto quello che riguarda Epoca Nostra Channel sulla nostra pagina appunto su YouTube. Continuiamo con la manifestazione, ringraziamo nuovamente Nino. Grazie a te Alessandro. Gentili signori, buonasera e benvenuti alla serata di presentazione del 3° concorso letterario Giuseppe Marco Calvino, ideato e organizzato dal poeta Nino Barone e patrocinato dal Comune di Trapani, dall'Associazione Io di Puseto Palizzolo e dalla edizione Drepanum. Stasera premieremo i vincitori delle sezioni Poesia inedita in lingua italiana e Poesia inedita in lingua siciliana. Quest'anno inoltre è stata introdotta un'interessante novità con l'obiettivo di essere da stimolo per far avvicinare le nuove leve al mondo della letteratura. Infatti premieremo anche i vincitori della sezione introdotta per la prima volta, giovani fino ai 17 anni. Prima di entrare nel vivo della premiazione, vogliamo intrattenervi con un brano considerato una pietra miliare della musica locale. Il brano sarà eseguito dal fisarmonicista, un giovane talento, Daniele Collura, che dopo aver conseguito il diploma di ottico sta approfondendo lo studio della fisarmonica presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. A cantare il brano sarà Alberto Noto, raffinato interprete di musica popolare che si è esibito con diversi gruppi folcloristici trapanesi, in particolare il Camesina Group da lui creato, e stasera è proprio qui in rappresentanza del Camesina Group. Allora, il pezzo che stanno per eseguire non ha bisogno di particolari presentazioni, E voi dormite ancora.
Ad Alberto Noto e Daniela Collura. Allora, passiamo alla presentazione della giuria che ha giudicato le opere letterarie pervenute. Beatrice Torrente, presidente di giuria, dottoressa in teologia, poetessa, pittrice. Gino Adamo, presidente provinciale ANMIL, poeta e commediografo. Giuseppe Gerbino, vicepresidente ANAPS, poeta e studioso della lingua siciliana. Alberto Criscendi, responsabile culturale Associazione O, poeta, saggista e studioso della lingua siciliana. Anna Burdua, già direttrice della biblioteca di Erice, scrittrice e recentemente ha appena pubblicato un libro di memorie autobiografiche intitolato Oltre la collina. Inoltre ha fatto parte pure della giuria Giuseppe Vultaggio, ma per motivi non è potuto essere stasera presente. L'associazione O è ormai largamente affermata per il lavoro di promozione di eventi che mirano alla valorizzazione della letteratura locale. Prego pertanto il responsabile culturale Alberto Criscendi di presentarci le iniziative dell'associazione. E allora, l'associazione IO, per chi non la conoscesse, di Buseto Polizzolo, è nel contempo un'associazione culturale e sportiva. E per quanto riguarda l'attività sportiva,
curiamo una scuola di calcio per i bambini dai 5 ai 12 anni e partecipiamo regolarmente a tutti i campionati organizzati dal Comitato Provinciale FIGC di Trapani. Per quanto riguarda invece l'attività culturale, interagiamo effettivamente, si può dire, a 360 gradi, perché ci interessiamo un po' di tutto, dall'arte alla pittura, alla poesia, letteratura, insomma un po' di tutto. Per quanto riguarda il premio Giuseppe Marco Calvino, l'associazione IO l'ha sostenuto fin dalla prima edizione, perché il poeta Calvino, secondo me, merita di essere ricordato, perché ritengo che non sia fra i più grandi poeti siciliani e non sia inferiore di tanto ai più celebrati Giovanni Meli e Domenico Tempio, i poeti più che sono contemporanei del Calvino, tra l'altro insieme allo Scimonelli. Calvino, ci sono stati scrittori trapanesi che hanno parlato di lui, in ultima analisi il qua presente Salvatore Mugno e Ettore Mazzeo, che ha fatto un saggio su Giuseppe Marco Calvino molto interessante, e ritengo che questo poeta meriti di essere ricordato, e soprattutto con questo concorso, e così spero che negli anni a venire questo concorso possa avere una maggiore visibilità rispetto agli anni, in questi primi 3 anni. Spero che questo aspetto sia portato avanti soprattutto da parte di Nino Barone, che è l'artefice principale di questo concorso. Io non aggiungo altro, anche perché penso che la serata sia abbastanza lunga, e cedo il microfono al presentatore. Grazie. Ringraziamo Alberto Crescenti. E adesso passiamo la parola alla Presidente di giuria, Beatrice Torrente, per un saluto a nome della Commissione ed un breve resoconto del lavoro svolto per la valutazione delle opere letterarie. Ricordo di Beatrice Torrente che ha pubblicato un nuovo libro di poesie intitolato Passi, dalla edizione Drepanum, che presenterà il prossimo 17 di agosto presso la Corte delle Ninfee di Trapani. Inoltre i quadri che vedete esposti nella sala qua davanti sono proprio realizzati da Beatrice Torrente. Un caro saluto a tutti. Già siamo arrivati alla terza edizione di questo premio letterario ed è già la terza volta che sono impegnata, quest'anno in modo particolare come Presidente della giuria. Per me è un appuntamento bello ogni anno, leggere le poesie dei poeti. Quest'anno c'è stato un afflusso di poesie di alto contenuto, molto molto belle di fatto. Abbiamo fatto pure una premiazione che sequo al terzo premio, appunto perché non volevamo fare un'offesa dell'uno di scapito dell'altro, per cui li abbiamo premiato tutti e due. Sì, appunto abbiamo avuto un bel da fare a metterci d'accordo, ma poi alla fine siamo arrivati ad una conclusione e tutti eravamo unanime nel premiare i poeti che abbiamo premiato. Sì, è una bella esperienza, è la prima esperienza che faccio come Presidente di giuria, ed è anche un'esperienza bella per me, arricchente. Vi auguro una bella partecipazione e un buon ascolto delle poesie, non aggiungo altro. Lascio Grazie a Beatrice Torrente e entriamo nel vivo della premiazione. Iniziamo proprio con la categoria nuova, quella dei giovani fino a 17 anni. Allora, terzo classificato, Ambra Crescenti di Busseto Palizzolo con Divise in due. Legge la motivazione Gino Adamo. Divisi in due di Ambra Crescenti. Tipico dell'età giovanile della sua età, Ambra, come se affidasse i pensieri al suo diario personale,
Volge la sua mente indietro nel tempo, verso quel passato pur breve, ma pieno di errori, e nello stesso tempo vorrebbe correre verso il futuro sconosciuto, verso quella meta ignota, da raggiungere al più presto per scoprire i segreti reconditi che contiene. Ma perché non fermarsi a godere del presente, della giovinezza che dura così poco, effimera, ma da godere e da vivere a piene mani? Ritmo lento, versi chiari che lasciano trasparire le emozioni di Ambra Crescenti. Bravo. Legge la poesia Ambra Crescenti. Un bel applauso di incoraggiamento perché è molto emozionante. A volte, forse troppo spesso, ci si trova divisi in due. Una parte di noi vuole tornare indietro nel tempo per rimediare a vecchi errori commessi o per rivivere alcuni momenti che c'è nell'uso di essere felici, mentre un'altra parte vuole andare avanti correndo, come se fosse un maratoneta che non vede l'ora di vedere l'arrivo, come se dovesse raggiungere una meta che in realtà è inesistente, ed è pensando alle cose del passato che il tempo passa velocemente. Così, nonostante gli sbagli, si continua ad andare avanti, troppo avanti, in fin dei conti come vuole una parte di noi, finché non sarà troppo tardi per capire che pensare al passato o al futuro è l'unica distrazione, l'unico vero errore che commettiamo, che ci impedisce di vivere il presente come va vissuto. Brava Ambra Crescenti. Premia Ambra Crescenti Emanuele Barbara, il più giovane capoconsole dei Misteri e infatti il capoconsole dell'associazione La Dolorata. E allora, terzo classificato nella sezione giovani fino a 17 anni vince Ambra Crescenti, premia Emanuele Barbara. E allora, continuiamo con la nostra premiazione. Volevo ricordarvi comunque che i premi sono stati offerti dal Cielo dei Metallurgici Gruppo Sacro Arresto, da IMC Industria Metallurgica Cardinale di Trapani e dal direttivo dell'associazione La Dolorata. Inoltre Angelo Mazzotta di Castelvetrano, un editore di Castelvetrano, omaggerà i vincitori di un saggio di Gianni 10.2 sulle poesie scherzevoli di Giuseppe Marco Calvino. Secondo classificato della sezione giovani fino a 17 anni, Niccolò Zannandrea di Malo, in provincia di Vicenza, con la poesia Una volta ma non ora. Niccolò Zannandrea non è presente, ma legge la motivazione Anna Burdua. Stimolata dall'insegnante che ha dato le tracce, la classe si è trovata a gareggiare su argomenti poetici in una sfida tra alunni, a chi riusciva a tirar fuori da dentro sé un'emozione con le parole giuste, con le metafore adeguate, coi versi a ritmo cadenzato. Un gioco scolastico che ha dato i suoi frutti. Tra tutti Niccolò, nella sua Una volta ma ora, nei rapporti, nelle similitudini, nella forma, è stato più attento, più genuino, più reale, più poetico, un valore aggiunto. Legge la poesia Gino Adamo. Una volta ero un bambino, ma ora sono un ragazzo. Una volta ero una casetta, ma ora sono un palazzo che non finisce mai. Una volta ero un semino, ma ora sono un albero. Una volta ero un cucciolo tenero, ma ora sono un cane forte. Una volta ero un bambino felice, ma ora sono un ragazzo super felice. Una volta ero un coniglietto saltellante, ma ora sono un leone nel suo regno. Una volta ero polline volante, ma ora sono un fiore coloratissimo. Una volta ero una montagnetta di sassi, ma ora sono una montagna di massi.
Una volta ero un ramoscello, ma ora sono una foresta. Una volta ero una goccia, ma ora sono un oceano. Una volta ero un filo d'erba, ma ora sono un giardino. Una volta ero una nuvola, ma ora sono un cielo. Davvero bella questa poesia di Niccolò Zannandrea di Malo, in provincia di Vicenza. Ed allora passiamo velocemente al primo classificato della sezione giovani fino a 17 anni. Vince il primo premio Simona Sugameli di Erice con la poesia La vita. Eccola qua, un bel applauso. Legge la motivazione Beatrice Torrente. Se il buongiorno si vede dal mattino, pensiamo proprio che per la giovane Simona sarà una giornata radiosa, prima di tante giornate di una vita piena di poesia. Quella vita che per lei è un tesoro inestimabile, non un gioco, ma un dono da tenere caro e stretto al proprio cuore, finché a Dio aggrada. Simona ha già capito quali sono i veri valori. Continua su questa strada, studia, impara e confrontati. Allora, ascoltiamo Simona Sugameli con La vita. Vita, così preziosa, così fragile, da custodire come un tesoro. Vita, non abbandonarmi, io uomo ho bisogno di te. Vita, perdonami se ti ho ignorato, ti chiedo scusa, ma l'intelligenza e la ragione non riescono ad apprezzare il tuo valore. Vita, compagna della mia anima, tutti ti meritano, ma spessi voli via come i petali di un fiore mossi dal vento. Oh vita, tu, così bella e pura su ogni corpo innocente. Vita, non lasciare chi non capisce che averti non è scontato, chi non capisce che basta poco per perderti, accompagnali nel tempo affinché possano capire che non sei un gioco ma un dono. Davvero brava Simona. E allora, premia Angelo Mazzotta della edizioni Angelo Mazzotta di Castelvetrano. E allora, vince il primo premio Simona Sugameli di Erice con la poesia La vita. E allora, passiamo velocemente alla sezione poesia inedita in lingua italiana. Mentre noto con piacere che abbiamo ospite Ignazio Bruno, neo presidente dell'Unione Maestranze di Trapani. E allora, la menzione d'onore va a Francesco Paolo Virgilio di Trapani con la poesia Vecchio Angelo. Eccolo qua. Legge la poesia Francesco Paolo Virgilio. Ah, ok. L'hai fatta apposta. Ed un'altra ruga sul tuo volto è apparsa stamattina, oh madre mia. Un altro sorriso stentato mi è rivolto con malinconia. Ti guardi le braccia che ancor volano leggere e con fatica in questo mondo di colori alternanti. Quante carezze mi donavi in quei giorni lontani, ora tremante, porgi la tua mano sulle mie gote per rivivere a stento quei momenti. Maltrattato dalla stanchezza nella tua vita, ora orgogliosamente esprimi un sorriso rugoso, come un angelo dal viso stanco, claudicante, ti avvicini alla finestra a spalancarla al vento per porgere una carezza alla vita, alle sue immagini che stanno cambiando, e rimembri con lo sguardo all'orizzonte gli echi dei dolori che si formano nel silenzio ed il chiasso festoso di antiche gioie, mentre dai tuoi occhi, che non hanno più i lampi e la lucentezza, scorrono lacrime senza tempo. E allora,
abbiamo detto vince la menzione d'onore Francesco Paolo Virgilio con Vecchio Angelo, premia Alberto Crescenti. Foto di rito e complimenti ancora. Passiamo al premio speciale giuria. Viene vinto da Antonello Frattagli di Valderice. C'è? Eccolo qua. Con la poesia Pensieri. Legge la motivazione Beatrice Torrente. Poesia questa che si legge tutta ad un fiato, scorrendo immagini che si susseguono una dietro l'altra. Sono pensieri, questo è infatti il titolo della lirica, che si accavallano e scorrono come sequenze di un film. Singolare è notare come la poesia non presenti nessuna forma di punteggiatura. Il poeta ha fatto uso della scrittura associativa, servendosi solo della forza delle parole per dare intonazione ad ogni verso. Ne risulta un lavoro singolare ed armonioso. Guardo correre il vento oltre i vetri appannati. Il poeta guarda oltre i vetri e come su uno schermo vede scorrere delle scene spinte dal vento e la fantasia guida la memoria. Il vento trasporta pensieri di donne, quaderni non scritti, fanciulli che corrono appresso a un pallone. Sono ricordi che vivono nell'animo del poeta, legati forse all'infanzia o a qualche evento particolare. E ancora una donna che prega, un vecchio orinale, un gelato di gelsi, mentre il vento si incunia tra le foglie assai tristi, ingialliti dal tempo. Le foglie gialle, metafora di un'età avanzata, foglie già pronte a volare, e questo cuore che soffre, trafitto da ulteriore dolore. Il rimpianto, la nostalgia e il dolore sono sentimenti che percorrono come un filo conduttore tutti i versi della lirica e la concludono. Poesia piena di accorato sentimento poetico che trasmette sensazioni piene di un lirismo particolare. Allora, ascoltiamo dalla viva voce di Antonello Frattagli Pensieri. Pensieri. Guardo correre il vento, oltre i vetri appannati, in un freddo mattino di un morente gennaio, trasporta ricordi. Pensieri di donne dagli occhi lucenti, quaderni non scritti, macchiati di inchiostro, fanciulli che corrono appresso a un pallone, mio nonno seduto o affacciato al balcone, mia madre e mio padre davanti a un giornale, una donna che prega, un vecchio orinale. Strade piene di gente, un gelato di gelsi, un colombo che muore, mentre il vento si incunia tra le foglie assai tristi, ingiallite dal tempo, già pronti a volare, tra le pagine grigie di questo cuore che soffre, ancora trafitto da ulteriore dolore. Grazie. Premia Beatrice Torrente. E allora è Antonello Frattagli che si aggiudica il premio speciale giuria con la poesia Pensieri. Foto di rito. Ci siamo, Lorenzo? Ok. Ancora complimenti a Antonello Frattagli. Terzo posto della sezione Poesia inedita in lingua italiana abbiamo un ex equo. Intanto Palma Civello di Palermo con la poesia Nei pensieri d'una notte insonne. Eccola qua, la conosciamo, ha già vinto numerosi premi. Legge motivazione Gino Adamo. Chi non ha mai trascorso una notte insonne? Quando tutta la vita sfila attraverso i pensieri, il passato pieno di ricordi, il presente dell'attimo che è appena vissuto è già passato, e l'ignoto futuro da conoscere
da scoprire. Tutto sembra come fosse successo in quella notte, chiaro, trasparente, reale. La vita di chi a cui non si riesce a girare una clessidra da tanto capovolta. Amori, illusioni, delusioni, una poesia velata da tanta tristezza, ma che alla fine, quando il sonno ti prende, ecco accendersi la luce della speranza, di una speranza dai colori tenui, di cui sono intrisi tutti i versi, che lasciano attonito il lettore sensibile. Leggiamo dalla viva voce di Palma Civello la poesia Nei pensieri d'una notte insonne. Nei pensieri d'una notte insonne navigo e mi immergo senza riposo. S'affollano e mi prendono per mano e mi conducono a confini nuovi e sento bruciare la pelle. Varcare quei confini è dato a pochi. Mi incontro con anime strappate come me da una vita che spesso gioca a colpire duro. Nei pensieri di una notte insonne, infinita e solitaria, rivedo giorni affollati da maschere e finzioni e da sorrisi elargiti a caro prezzo. Nei pensieri di una notte insonne, che non lenisce il cuore, non porta tregua da attanaglianti strazi, si accompagna l'incertezza di non trovare sabbia nella clessidra da tanto capovolta. Nei pensieri di una notte insonne, in cui tutto appare senza veli e senza orientamento alla mia vita, voglio accendere una luce e scacciare i fantasmi neri che assediano l'anima e mi appigliano un richiamo. Forse è qualcuno che ripete il mio nome, forse è amore che cerca ancora la mia mano nel respiro di chi mi dorme accanto. E mentre m'addormento stanca, abbandono i miei pensieri a questa notte strana, li porterà là dove qualcuno li accarezzerà, questo io spero, e torneranno a me domani più veri e più leggeri, dilatati e traversati da speranze e luci. Complimenti a Palma Civello. Premia Anna Burdua. E allora, terzo premio a Palma Civello con la poesia Nei pensieri d'una notte insonne. Allora, abbiamo detto che avevamo un ex equo, altro terzo premio ad Antonella Monaca di Modica con la poesia La Metamorfosi. Eccola qua. Legge la motivazione Anna Burdua. Musica per un orecchio abituato ad ascoltare Vivaldi, brividi d'emozione per un cuore che vibra quando legge vera poesia. Queste le sensazioni che si ricavano dalla lettura delle Metamorfosi, dove si vede snocciolare l'intera vita, come se si svolgesse in un unico giorno, dal mattino che nasce alla sera che muore, con le sue gioie e i suoi dolori, con i suoi attimi di felicità e con i suoi momenti di tristezza. Tutto ha un inizio, tutto ha una fine, non ci sono date fissate, tutto è lasciato al caso, ma dopo ci sarà un'altra vita, non saremo certo noi a viverla. Allora, ascoltiamo da Antonella Monaca la poesia La Metamorfosi. E dal tuo corpo morto risorge nuova vita, la tua energia infinita. E adagio essa si posa sul ciglio di quell'occhio, ove l'ultima lacrima ha già scavato il solco. La vista è offuscata dal dolore cocente per la tua dipartita, che ad il sotto del niente il tuo passaggio in terra non compiuto, da un disegno divino sconosciuto. Il tempo ha medicato le ferite e ancorché dolenti la tristezza del cuore ha convertito il ricordo indelebile i tuoi gesti d'amore. Ora il soffrire è dolce, perché forte è legato alla tua energia, che pian piano ha lenito il perenne patire del tuo vano morire. La vita è un inganno, una trappola infernale. Si coglie di essa l'attimo, il resto poi va male.
Illudersi può essere l'oblio, la medicina, è l'alba di ogni giorno l'inizio di un cammino, ma il rialzarsi impone di vivere il cammino come se fosse l'ultimo, l'intenso di un momento, perché la vita è effimera ed è dilazionata e la scadenza iscritta non viene prorogata. Del mio terreno vivere rimane l'energia, quale forza generante di un'altra vita che non sarà più mia. Complimenti ancora ad Antonella Monaca. Premia Gino Adamo. E allora, terzo classificato Antonella Monaca di Modica con la poesia La Metamorfosi. Fatta la foto. E passiamo velocemente al secondo classificato, che è Teresa Riccobono di Palermo. Eccola qua, con la poesia Dove non fiorisce il cielo. Legge la motivazione Beatrice Torrente. La poesia è un canto bellissimo ad una donna dalle tante sfaccettature che si insinua piena di fascino e di mistero nel cuore del lettore. Sara è il suo nome e sa di richiami biblici. La poetessa la descrive come una dea in fuga per seguire il suo principe soldato. Coperta di gioia e di speranza, approda in questo porto fenicio ed è l'amore che la cullò nelle notti di luna. Per l'autrice era la zia prediletta e noi piccoli i figli che non avesti. Il dolore per l'assenza della maternità in questa figura di donna viene sublimato e quasi esorcizzato da quella passione sapiente nell'intrecciare fili di seta lucenti. E ancora, come una figura senza tempo, ballavi fino all'ultimo battito di stella alla luce delle rosse luminarie che accendevano di festa la piazza. Ma ora vaghi in questo salone dove non fiorisce il cielo e la parola si perde nella notte buia della mente. Alla sera della vita è spenta ogni vitalità, immobile dietro la vetrata non senti il giorno che muore ed è un canto di sirene il mare che abbraccia il vuoto delle tue pupille. È triste vedere come la senilità con tutti i suoi limiti abbia cancellato con un colpo di spugna ogni entusiasmo in quella che una volta era una figura piena di gioia di vivere. Poesia dalla struggente intonazione poetica che mette in risalto sentimenti, entusiasmo per la vita e ci fa tristemente riflettere sulla caducità della nostra esistenza. Allora, ascoltiamo da Teresa Riccobono Dove non fiorisce il cielo. Dove non fiorisce il cielo, come una dea in fuga, tra bagliori di fuoco, fendenti l'alto notturno, lasciasti, Sara, il vecchio padre e il grembo d'antica terra, per seguire il tuo principe soldato. Sui fianchi un fiato di fiori di rugiada, approdasti in questo porto fenicio profumato d'aranci. Amore ti cullò di veste lunare e lieta s'aprì la casa ai tuoi sorrisi. Eri Sara, la zia prediletta, e noi piccoli i figli che non avesti. Polli ne furono gli anni che logorarono le tue mani, sapienti nell'intrecciare fili di seta lucente. Curva sui telai, componevi su candidi bissi arcane armonie di forme e colori, e l'eco della nostalgia dal profondo ti prendeva. L'Eucade riaffiorava in braccia di luce e odori di fitta boscaglia, le spiagge levigate dallo smeriglio del sole, in alto il paese fermo e bianco, con le rosse luminarie che accendevano di festa la piazza, dove tu, di snelle caviglie, ballavi fino all'ultimo battito di stella. Ora vaghi in questo salone dove non fiorisce il cielo, lentamente il lume si spegne, si fermano i pensieri
e la parola si perde nella notte buia della mente. Cos'è, Sara, dimmi, questo lungo tacere che si pone leggero sulle spalle, queste ombre che si tengono salde nella sera in frantumi? Immobile dietro la vetrata, non senti il giorno che muore, lo sguardo si lacera in spume d'onde, ed è un canto di sirene il mare che trepido abbraccia il vuoto delle tue pupille. Complimenti davvero. Premia Giuseppe Gerbino. E allora vince il secondo premio Teresa Ricobolo di Palermo con la poesia Dove non fiorisce il cielo. Ancora complimenti. E allora passiamo al primo classificato. Vince il primo premio Rodolfo Vettorello di Milano con la poesia Vivere a un prezzo. Rodolfo Vettorello questa sera non è presente, ma abbiamo un delegato, il signor Vittorio Sartarelli. Ci legge la motivazione Anna Burdua. Se è vero che la vita è un dono, per il poeta questo dono ha un prezzo, è uno scotto che si deve pagare in termini diversi. Calendimaggio, antica festa della primavera, celebrata a Firenze il 1° di maggio, vede la presenza del poeta in questo luogo. Il suo stato euforico, la sua contentezza, mentre la luna spende raggi opalescenti su San Giovanni e l'Arno, scorre lento. È per lui motivo di domanda. Se fosse questo il modo per sconfiggere l'angoscia che risponda alla domanda, qual è la strada? Nello scorrere del tempo, dal guscio desolato dei silenzi, è viva per il poeta l'affermazione che vivere ha un prezzo e più si vive più si spende la vita e quel che rimane alla fine non sono altro che ricordi. Una cosa però è certa per lui: le mie monete non lascerò cadere nel forziere, le spenderò all'istante prima che il tempo faccia il suo lavoro. C'è tanto carpe diem che si evince tra le righe. Ora è scesa la notte su Firenze, ma per il poeta, a conclusione della lirica, l'interrogativo a cui non sa ancora dare una risposta rimane sempre quello. Vado chiedendo nelle bancarelle il prezzo della vita che si vende. Poesia dal forte tono intimista, con grande apertura sul senso della vita, scritta con versi armoniosi e decisi, ricchi di grande pathos poetico. Allora, ascoltiamo questa poesia da Gino Adamo. Essendo la prima, vince il primo premio, merita una location degna. Calendimaggio, a notte su Firenze. La luna spande raggi opalescenti su San Giovanni e l'Arno scorre lento. Mi porto dentro l'euforia del giorno, della controra nelle strade strette dei silenzi come trasognati, del sole sulle pietre dei selciati e sui colori accesi dei turisti. Sarebbe bello se fosse questo il modo, la maniera più giusta per sconfiggere l'angoscia, il male della vita che ci assedia e ci fa stare all'uscio ad aspettare l'evento che risponda alla domanda: qual è la strada? Pongo sempre al di là di quella porta il luogo certo dell'appuntamento, in modo che risulti sufficiente lo sforzo che pareva inadeguato. Si scioglie la crisalide del tempo dal guscio desolato dei silenzi. Da qui riparte l'affannosa conta degli anni, delle ore, dei minuti. Vivere è un prezzo, e più si vive più si spende vita, e quel che resta al fondo è il cumulo rovente dei ricordi. Il vuoto di memoria, il tempo che dimentica il suo corso, è solamente un limbo sconfinato. La prateria dei sogni senza nome. Se mi risparmio il cuore e se non verso sangue,
vivrò per sempre forse come una pietra o una serpe al sole. Le mie monete non lascerò scadere nel forziere, le spenderò all'istante come si spende il fiato respirando e come le parole dell'amore che voglio consumare sulle labbra, prima che il tempo faccia il suo lavoro e mi abbandoni muto sulla spiaggia come un relitto, un legno o una bottiglia, o come una conchiglia vuota al sole. Calendi maggio, annotta su Firenze, la luna pende sopra San Giovanni. Vado chiedendo nelle bancarelle il prezzo della vita che si vende. Complimenti davvero a Rodolfo Vettorello di Milano. Allora, premia Giovanni Cammareri. Allora, il delegato è Vittorio Sartarelli in nome di Rodolfo Vettorello di Milano, che vince il primo premio nella sezione poesia inedita in lingua italiana con la poesia Vivere a un prezzo. Ok, porti i nostri complimenti al Rodolfo Vettorello. Noi ringraziamo anche Giovanni Cammareri perché questa settimana ci ha dedicato su Monitor un bell'articolo su questa rassegna. Allora i ringraziamenti da parte dell'organizzazione per avere... Abbiamo una parentesi, sono i premi Io Cultura. Anche quest'anno gli organizzatori vogliono conferire il premio Io Cultura per chi si è distinto nell'ambito della promozione, valorizzazione e diffusione di iniziative culturali. Rammentiamo lo scorso anno che il premio venne assegnato a Attore Mazzeo per il saggio pubblicato proprio su Giuseppe Marco Calvino. Quest'anno il premio Io Cultura raddoppia. Stasera infatti assegneremo il premio Io Cultura Sicilia e il premio Io Cultura Trapani. Ma andiamo per ordine. Il premio Io Cultura Sicilia 2012 viene assegnato a una pittrice e poetessa messinese. Dipinge dal periodo della maturità e scrive versi da circa un decennio. Le sue poesie sono inserite in diverse raccolte ed antologie. Ha pubblicato E Chiovi, I miei 30 anni d'arte tra ricordi, poesia, sogni e irrealtà, ricevendo l'augurio da Alda Merini, e Raccontando in versi sensazioni di giorni nel tempo nel 2012. Nel campo della pittura espone le proprie opere già dal 1979 in collettive e personali, anche a livello internazionale, come a Corfù, a Vienna, riscuotendo anche in questo campo diversi riconoscimenti. È anche disegnatrice. Con i suoi disegni ha illustrato diversi libri, tra cui quello del poeta cantastorie siciliano Gianni Argurio, I Promessi Sposi. Signori, è con vivo piacere che chiamo qui in postazione Flavia Vizzari per ricevere il premio Io Cultura Sicilia 2012. Complimenti. Buonasera a tutti, che dire, per me è una grande emozione ricevere oggi questo premio. Spero insomma di meritarlo ancora di più e di cercare di contribuire di più a sviluppare la cultura, l'arte e la poesia nella nostra isola e anche fuori. Premia Flavia Vizzari, Nino Barone. Foto di rito. Complimenti per il premio Io Cultura Sicilia 2012 a Flavia Vizzari. Passiamo adesso al premio Io Cultura Trapani 2012. Anche qui il premio viene conferito ad una illustre personalità che si è distinta per avere promosso e valorizzato cultura locale. Ha collaborato col Giornale di Sicilia e con diversi periodici trapanesi. Attualmente scrive per La Sicilia. Ha pubblicato un volume di racconti e 4 romanzi. È anche autore di biografie di inchieste giornalistiche giudiziarie. In particolare ha fatto un gran lavoro su Mauro Rostagno. Ha dedicato molte ricerche agli scrittori della sua città, raccolte in 2 volumi, Novecento letterario nel 1996 e nel 2006.
In particolare ci piace segnalare il saggio di Giuseppe Marco Calvino, Il secolo illuminatissimo, così come ci ricordava anche il nostro Alberto Crescendi nella sua introduzione. Ha inoltre curato e introdotto la prima edizione italiana dei Canti della Vita, il capolavoro del maggiore poeta tunisino del Novecento, Abou Qasim Ash-Shabi, e Lettere a Svetonio di Matteo Messina Denaro. Tra i suoi lavori più recenti, Peppe Nappa, Maschera e caratteri storici dei siciliani. Signori, anche qui con vivo piacere che chiamo in postazione Salvatore Mugno per ricevere il premio Nuova Cultura Trapani 2012. Io sono molto onorato veramente del premio che ricevo. Mi fa anche piacere l'atmosfera che c'è, perché siete quasi tutti poeti o scrittori e quindi si vede un coinvolgimento particolare che mi fa piacere, perché in genere magari sono ambienti un po' più asfittici quelli in cui si premia, e invece qua c'è un coinvolgimento di tutti, quindi nessuno si sente estraneo e si nota questo particolare calore che mi fa particolare piacere. Calvino è il nostro poeta probabilmente più importante. Io mi sono occupato di decine di autori trapanesi dell'8 Novecento e anche di periodi precedenti, e penso che sia tra i nostri autori più interessanti, per cui il fatto che ci sia un premio, che ci siano delle persone che ricordino questa figura, che portino avanti un pochino questa produzione, questo artista, penso che sia una cosa estremamente importante. Peraltro ci sono molti testi che sono stati scoperti anche grazie al volume che ho pubblicato recentemente, testi dell'Ottocento che si erano smarriti, quindi si potrebbe anche lavorare proprio per una maggiore conoscenza, studio, approfondimento, perché Calvino è un autore che consente di studiare proprio la nostra realtà, non solo dell'Ottocento ma anche attuale, perché un autore, quando è vero, quando riesce a scrivere dei capolavori come ha fatto Calvino, sicuramente Le Scherzevoli sono un capolavoro, ormai una cosa riconosciuta non soltanto da autori locali ma anche da studiosi di altre parti, quindi questo avvalora e merita questo studio, perché ci aiuta a capire noi stessi non solo come eravamo ma come siamo, e quindi complimenti per questo lavoro che fate e grazie per il premio che mi avete dato. Lo sforzo che fanno gli organizzatori è proprio quello di non dimenticare ma anzi valorizzare Calvino. Premia Rosa Magro, presidente dell'associazione Io di Buseto Palizzolo. Complimenti a Salvatore Mugno che riceve il premio Nuova Cultura Trapani 2012. Riprendiamo la premiazione e passiamo alla sezione Poesia inedita in lingua siciliana. Menzione d'onore per Tania Fonte di Palermo con la poesia Scordata. Legge, eccola qua, un bel applauso. Legge la poesia Tania Fonte. Attenzione. Buonasera. A conchiglia scordata rincia un cascione a trovai scordata di passati stagioni una conchiglia scardiata. Non lo saccio quanta via chi stava in to silenzio e pensava in ciare mia, è passato quanto tempo. Dalla riccia mi la mesi, co' cuore allianato, e l'umare cintisi, con tutto lo sociato. Ci vitti matinati, ci vitti siritini, e riti incizzati, e varchi ceggichini. Si inneiava torno torno, pilimari senza funno, sia di notte che di giorno, camminando pilumunno. E l'umare la vasava con l'unni senza fine e giocava e l'annacava ciasenno un talivini. Conchiglia mia scordata finiste di campare sola e abbandonata lontano di lumare, ma tu mi risimigli lontano da me casa, lontano di miei figli, con nuggio che mi passa. Una pifara mi sento, una pifara stonata, che
chi sula, canta o vento, canzona mai cantata. Complimenti a Tania Fonte di Palermo con A conchiglia scordata. Premia l'avvocato Sugamele, presidente della banda Santa Cecilia di Buseto. E allora, menzione d'onore per Tania Fonte di Palermo con la poesia A conchiglia scordata. La giuria ha assegnato un'altra menzione d'onore per Mario Maimone di Castellammare del Golfo con la poesia Arba da Lugurfu di Castellammare. Ascoltiamo da Mario Maimone la poesia premiata. Buonasera. Russia, lo cielo allento da levante, c'è ciuciolio da cede, l'aria è dolce, lo mare è argento vivo e fa canciante, gli stidi in cielo astutano la luce. Di sopra la montagna c'è posata una nicchia fitta come un mattolida, mi pare una coperta stinnicchiata, per quanto lo suo corpo non sarà ridda. E poi, più fuori, a mezzo all'acqua scura, c'è una lucerna che va nacoleanno, una varca c'è con sopra un pescatore che lento le sorrizze batteranno, una serpa nesce l'esta della tana, un cane alla campia che va baiando, dalla ciomara canta la giorana, una frotta di cardiddi sta volando. C'è un venticello fresco e profumato che donde passa pare che fa carezze e va dicendo un stare più curcato, rapide l'occhio, guarda ste bellezze. Lo cielo va chiarendo a mano, lo mondo all'ente passa e si arrospiglia, lo sole spunta poi il rosso baggiano, t'aveva un cantato sta gran maraviglia. Grazie. Complimenti a Mario Maimone di Castellammare con la poesia Arba da Lugurfo di Castellammare. Premia Ignazio Bruno, neopresidente dell'Unione delle Maestranze. Foto di rito, spostiamo l'eggio. Complimenti ancora a Mario Maimone di Castellammare del Golfo. Passiamo al premio speciale giuria. Va a Giuseppe Sammartano di Paternò con la poesia Assicutannu lu destino. Legge la motivazione Alberto Crescenti. Di fronte allo scorrere del tempo e all'alternanza antica di illusioni e disillusioni, il poeta comincia a sentire il peso degli anni e la necessità più frequente di ritemprarsi. Pertanto entra nella convinzione filosofica e rinunciataria al tempo stesso di passare la mano. Le 7 quartine in rima alternata di endecasillabi conferiscono alla poesia una straordinaria musicalità che, unitamente all'elevato lirismo, hanno convinto la giuria ad assegnare alla poesia Assicutannu lu destino il premio speciale della giuria. E allora, ascoltiamo da Giuseppe Sammartano Assicutannu lu destino. Ottobre, sto mese che è menzano, dell'autunno figlio da stagione, avvisa che lo virdi è già lontano e tu lo vai vedendo a troppiconi. Ricordo che Rosillo sta ambasciata, si vede lo buongiorno al mattino, ma forse non venne mai la mia giornata, o la fortuna perso il mio cammino. De danno io che cerco la messata, lo fate volte me la faceva trovare e mi sentia persona fortunata,
ma dopo un certo pezzo già scompare. Ci camminavo all'orlo di sta via, cercando a ogni passo a non franare, ma la vita non è sempre poesia, te lascia pure i ricordi amari. St'affizio dura già dalla mia vita di quando era verde la speranza, paria lo mondo a mezzo alle mie dita, non mi fermava mai nuda distanza, ma seguitando sempre lo destino mi vinno oramai la pantaciata. Lo fermo ora spesso mi cammino per darmi una bella ricciatata e leggio un cuore di nadduni che le speranze antiche sa stutano. A ogni passo è in viso che ti imponi, è tempo forse di passare la mano? Complimenti a Giuseppe Sammartano di Paternò con la poesia Assicutannu lo destino. Premia Flavia Lizzari. E allora, foto di rito per il premio speciale giuria, ripeto ancora, assegnato a Giuseppe Sammartano di Paternò con la poesia Assicutannu lo destino. Andiamo adesso al terzo premio della sezione poesia inedita in lingua siciliana. Va a Franca Cavallo di Modica, eccola qua, con la poesia Canni o Vientu. Legge e motivazione Giuseppe Gerbino. Di fronte alla fragilità dell'uomo nei confronti del proprio destino, con la famosa similitudine letteraria delle canne al vento, la poetessa fa suo il destino incerto e sofferto dei profughi, che arrivano da noi alla ricerca di una nuova terra, senza sapere quale sarà la sua avventura. La notte funna diventa metafora della vita di questi niuri piccirilli, sperduti, che vanno camminando cantiggio cantiggio, dove questo termine, ripetuto 2 volte, sta a significare non solo i passi incerti di questa povera gente che lascia solo un zignaro passaggio, ma anche la consapevolezza della poetessa che il posto che andranno ad occupare sarà immagine della società. Grande sensibilità quindi dimostrata con questa poesia per i nostri fratelli meno fortunati. I versi liberi, albilmente intrecciati, non mancano di musicalità, che assieme al dialetto ragusano dipingono questa scena triste quanto attuale. Complimenti. Canne o vento, notte funna stasera, darina ammuduriata solo anzinca passaggio di cristiani, lurdi e allazzariati, pani ora miseria e fame. Notte funna e pietosa, senza luna né stiddi, e cianto muto, riniuri picceriddi. Armi sventurate, cini freddo, carucoli stutate, sperduti, vanno camminando cantiddu cantiddu, senza casa, senza lietto, in cerca lo rizietto, in una terra sconosciuta, un lo pani e pane, ma è pane che sappia amaro. Notte funna stasera e canne o vento, imbriachi di maretta e di salura, che non sanno qual è la sua avventura. Complimenti davvero. Premia Salvatore Mugno. E allora, vince il terzo premio Franca Cavallo di Modica con la poesia Canni o Vientu. Foto eseguite e andiamo al secondo classificato. È Nico Coniglione di Mascalucia con la poesia Spiranzi all'Uvento. Il poeta non c'è, ma legge la motivazione Alberto Crescenti. In questa breve lirica, permeata da forti tinte introspettive,
Il poeta mette a nudo il suo animo esacerbato. La ricchezza di metafore la innalza a un elevato livello espressivo. I terrenugli non durano appiglio di denti, ovvero il mondo in cui viviamo non permette di esprimere le proprie individualità. Versi del disincanto possiamo definirli, in cui la speranza svanisce nel nulla in quanto le tribolazioni quotidiane si tramutano nell'incapacità di affrontare l'impervio cammino della vita. Ci legge la poesia Giuseppe Gerbino. Speranza allo vento. Sdisenzare. E muovo la bocca solo per pigliare fiato. Ci metto allo vento con speranze che si sciaboriscono dall'aria. Una rete di semenza in cerca di sconche e semenzare. Le terre nuglie non durano appiglio tenente. Le campagnole sono la sciania. Grazie. E allora passiamo al primo classificato, è Gianni Di Giorgio di Modica, eccolo qua, complimenti, con la poesia Strati senza sbucco. Legge la motivazione Giuseppe Gerbino. Poesia di ottima fattura, dalla quale emergono diversi aspetti della vita che ogni giorno affrontiamo. Racchiudendo tutto ciò, è tutto già con la prima quartina. Percorro strade senza fine e sbocco, non sento più il cuore, non mi batte. Mi sfiora l'avventura e non la tocco, montagne vedo e sulla rina fatta. Strade senza sbocco sono le strade che la società odierna ci costringe a percorrere, dove spesso non si intravede la parte finale, dove frequentemente siamo costretti a soffocare sentimenti e principi, dove molte volte ci rendiamo conto della fragilità di ciò che ci circonda, nonostante la maestosità dell'apparenza, grave piaga del terzo millennio. Coinvolge il poeta nelle quartine successive quando utilizza il mare come metafora di vita. Il mare e le sue onde, con le quali vorrebbe provare ad instaurare un confronto. Mi fermo a chiacchierare con le onde. Ma c'è l'onda che ascolta e non risponde, ovvero quelle che da lontano urlano quasi motivatamente, o ancora peggio, quelle che ti illudono ma quando le cerchi sono introvabili. Ed infine quelle che ti vogliono mettere paura, ma che dinanzi a uno scoglio si arrendono e tornano indietro. Emblematico il pontile, che il poeta ricerca quale elemento stabile per un sano confronto. Volesse ritrovare due puntili e stare con lo mare in conferenza. Ma il tempo passa e un forte vento lo riporta alla triste realtà del mare, che non si lascia avvicinare provocando una grande tristezza, una consapevole amarezza del suo cuore. E quando tutto, come per miracolo, pare sia passato, ci si rende conto che la giornata è terminata, il tempo è scaduto. La struttura metrica in perfette quartine in decasillabe, a nostro parere, rende molto più gradevole la composizione. Complimenti. E allora, complimenti a Gianni Di Giorgio di Modica con la poesia Strati senza sbucco. Legge la poesia Gianni Di Giorgio. Grazie. Percorro strati senza fine e sbocco, non sento che ho lo cuore, non mi batte, mi sfiora l'avventura e non la tocco, montagne vedo, isole a rina fatte, mi fermo a chiacchierare con le onne, quindi proprio lo volesse fare, qualcuno ascolta e manco mi risponde, a occhio lontano attaccano a vociare. C'è chi da sperare ti fa tanto, eppure se la cerca non la trovi. Qualcaucia che ti mette sullo scanto, inconcia la risacca e non si muove. Volesse ritrovare due pontili e stare con lo mare in confidenza, come due vecchie, all'ombra di un cortile, secondo in un silenzio a sua esperienza. Scorrono l'ore,
Lesto tempo passa, un forte vento tira di levante, lo mare più accostare non si lassa, ora lo cuore sento delerante. All'improvviso manco vero pare, si sente chiude l'unne la vociata, s'ammanza la maretta e puoi parlare, ma d'uno che è venuta la giornata. Complimenti vivissimi. Premia Giuseppe Ingardia, direttore responsabile della testata Epoca Nostra. E allora vince il primo premio della sezione Poesia inedita in lingua siciliana Gianni Di Giorgio Di Modica con la poesia Strati senza sbucco. Ancora complimenti. Ok. Grazie. E allora? Sì. No, scusate, volevo portare saluti dell'amico Peppe Voltaggio e purtroppo un problema di salute gli ha impedito di essere qua con noi. Mi ha pregato comunque di portare appunto i suoi saluti. E gli auguriamo una pronta guarigione, speriamo di averlo presto qua con noi. Solo questo. E allora la nostra serata volge al termine. Ritengo che in una terra come la nostra, troppo spesso considerata avare di iniziative culturali, specie nel campo letterario, si sia data ancora una volta stasera prova che questo popolo così ricco e generoso ha tanto da poter esprimere, gridando al mondo le proprie ansie, le paure, le tragedie che affliggono, ma anche la voglia di riscatto, la speranza, tutto siciliano. Riteniamo che un popolo si manifesta principalmente con la propria cultura e la letteratura forse è la forma d'arte più esplicita. Queste sono le prerogative dell'Associazione O, della edizione Trepanum, che insieme al Comune di Trapani hanno patrocinato il concorso. Prima di chiudere la serata mi corre l'obbligo di fare dei doverosi ringraziamenti, iniziando da tutti i poeti che hanno aderito all'iniziativa. Un ringraziamento alla giuria formata dalla Presidente Beatrice Torrente, Gino Ramo, Giuseppe Voltaggio, Giuseppe Giardino, Alberto Crescenti e Anna Burglo. Un particolare ringraziamento al Cielo dei Metallurgici, a Cardinale IMC Cardinale, al direttivo dell'Associazione all'Addolorata e ad Angelo Mazzotta per avere contribuito ai premi. Ringraziamo inoltre Alberto Noto e al fisarmonicista Daniele Collura per averci deliziato con il brano di musica popolare. Lorenzo Gigante, che oltre ad aver curato la parte tecnica della serata e aver fatto anche le foto, essere stato il nostro fotografo ufficiale, ha dato spazio nel suo splendido sito internet www.trapaninostra.it, che consiglio sempre di visitare per chi è particolarmente legato alla storia della nostra terra. Inoltre un ringraziamento va anche ad Alessandro Pampinella per i servizi video che periodicamente mette sul canale Epoca Nostra Channel. A me non resta che ringraziare tutti voi intervenuti, augurandovi una buona serata e rinnovandovi l'appuntamento per il prossimo anno per il quarto concorso Giuseppe Marco Calvini. Buonasera.